Dopo 15 anni di assenza, grande ritorno sulla scena sabato prossimo 14 marzo dei Dioscuri al Teatro Pirandello di Agrigento. Sulle note di celebri e nuovi brani e sonorità della nostra tradizione musicale popolare mediterranea, il gruppo, composto da Ciccio Carnabuci, Lillo Guarraci, Cristian Falzone, Giovanni Gallo, Franco Sodano, Edoardo Cicale e Giovanni Lobrutto, intratterranno il pubblico agrigentino dopo il grande successo raccolto quest'estate ai piedi del Tempio di Giunone. Abbiamo questa opportunità, ce la siamo anche cercata, ti devo dire, perché era un ritorno che assolutamente volevamo. Abbiamo lavorato sodo sul repertorio, rispetto all'estate scorsa abbiamo aggiunto brani nuovi in questo nostro stile di musica che definiamo mediterranea, che rappresenta un po' la fusione di tutte le influenze dei paesi del Mediterraneo e comunque dei paesi che hanno con le loro dominazioni dato vita alla cultura e alla tradizione siciliana. Faremo dei nuovi brani del nostro repertorio, però ci sarà anche una chicca, un brano dedicato a Franco Licausi, che quasi tutti ci siamo dimenticati. Quindi faremo Vittina Crozza arrangiata a modo nostro in onore di Franco Licausi. Noi abbiamo avuto il grande piacere di avere avuto lo spazio teatrale tutto strapieno e vogliamo onestamente ripeterlo anche qui. Ci sono buone possibilità, anche perché so che Mario Pardo ci ha comunicato anche 5 minuti fa che già il teatro all'80% tutti i posti sono stati, tutti i biglietti sono stati quasi tutti venduti. La serata sarà arricchita anche da un intervento del Valdagragas. Un grande onore per noi sabato esibirci insieme ai Dioscuri, che consideriamo il meglio della musica siciliana e della cultura popolare siciliana. Tutti siamo cresciuti sulle loro musiche, quindi per noi è un grande momento artistico. Siamo strafelici che le vendite stanno andando oltre le aspettative, ciò significa che la città risponde benissimo ed è per noi un grande orgoglio esibirci insieme a loro nel ricordo di alcuni importanti personaggi. Mi piace ricordarli sempre: papà, Gigi, Pippaco Zio, Dino Romano che sta coordinando tutte le attività artistiche, quindi per noi è una grande esperienza al Teatro Pirandello. Sabato prossimo, giorno 14 alle 21, vi aspettiamo in tanti.